Pronto un voucher da 10.000 euro per la realizzazione di opere di ristrutturazione informatica. Gli interventi previsti dal bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sono destinati alle piccole e medie imprese. Se ne è discusso ieri sera nella sede della CNA di Agrigento durante la presentazione del progetto PID, Cassetto Digitale dell'Imprenditore. Ad illustrare l'iniziativa è stato Alessandro Cacciato dell'azienda speciale Progest. E dunque è un punto di riferimento a cui rivolgersi per capire verso dove stiamo andando. In prima linea in questo progetto la Camera di Commercio con gli importanti servizi erogati a favore delle imprese. Abbiamo realizzato il cassetto digitale dell'imprenditore, così detto, che è un portale impresa.italia.it che in pratica è l'impresa a portata di mano dell'imprenditore, dovunque si trovi, con qualunque supporto, PC, tablet o smartphone, ha la sua impresa sempre con sé, può chiedere gratuitamente la visura, il fascicolo di impresa, tutte le pratiche che sono state inviate al SUAP del suo territorio. Presente all'incontro il segretario generale della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Virgilio. Vogliamo uscire fuori dal palazzo, ha detto, per avvicinarci al territorio e al tessuto produttivo. Noi oggi abbiamo voluto cambiare un po' la nostra ottica e iniziare una serie di incontri presso le associazioni di categoria per uscire dal palazzo e incontrare le imprese, stare a fianco ad esse per assisterle in tutto ciò che la pubblica amministrazione offre in materia di digitalizzazione delle piccole e medie imprese. A fare gli onori di casa, alla presenza del segretario di CNA Sicilia, Piero Giglione, e il presidente provinciale della Confederazione, Mimmo Randisi. L'utilizzo delle nuove tecnologie, della digitalizzazione, riteniamo possa essere un'opportunità per le imprese, un'opportunità per avere strumenti nuovi, un'opportunità per crescere, per rafforzarsi e per battere quelli che possono essere i problemi che tutti i giorni si possono trovare sulla strada delle attività delle imprese. Oggi presentiamo il PID, Punto Impresa Digitale, che è un progetto che va all'interno di un progetto ancora più ampio che è in Impresa 4.0 e Industria 4.0, cioè la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie a partire dai social media, ma da tutti quelli che sono gli strumenti digitali per avere delle opportunità di crescita, opportunità di lavoro, opportunità di potersi meglio organizzare.